Si è detto tutto giusto, due punti. Non si può mica staccare la lingua da cultura e ci abbiamo RCFM metodi in calca in noi a nanta a cultura e a nanta storia. C'è un'emissione straordinaria tutti i giorni, a sentiamo parecchie urte e ci va a imparare la nostra storia e tutto che siano giovani o vecchi, tutto il mondo possente e conosce, perché mica tutte le generazioni non hanno imparato la storia corsa in scuola. Dunque, di noi mica stacca la cultura della lingua e possiamo forse dire un esempio, perché chi s'appoggiano a nanta e generazioni esperti, generazioni anziane, per il pubblico che partecipa e così di una maniera di tramandare a lingua in noi. E ciò che si va nella radio, forse chi si vorrebbe pigliare esempio e fare lo sport, appoggiandosi a nanta gente che sono anziani sportivi, eccetera, ma che sono esperti della lingua e è così che a tramandare si può fare da una generazione all'altra e non sono mica sempre gente salariati di radio, sono gente che chiamano tutti i giorni, a tutta corsa che conosci e è proprio una ricchezza. Ecco.